Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Mister Paolo Vanoli, innanzitutto, come andrà affrontato domani il Modena di questo girone di ritorno? Come tutte le squadre, con massima attenzione, massimo rispetto, perché è una squadra che le ultime partite ha fatto veramente bene, compresa la partita col Parma che ha vinto un derby importante, e da lì hanno preso morale e autostima, cambiando anche qualche cosa, anche il sistema di gioco, che anche loro sono passati a una difesa 3. Anche se gli mancano 2 giocatori titolari perché sono squalificati, penso che abbiano i ricambi, e quindi dobbiamo stare molto attenti a questa gara, che per noi è una gara importante. Come sta invece il Venezia? Tutti abili arruolati? C'è qualche defezione? Ma molto bene, tranne Lella, che giustamente da un consulto adesso è andato tutto bene, quindi adesso inizia la rieducazione, ma penso che non ci vorrà tantissimo, e Iaialo, che è già rientrato nel gruppo con noi, però oggi decideremo cosa è meglio per lui insieme allo staff medico, allo staff con i preparatori, per capire se ha bisogno ancora di un extra lavoro oppure portarlo con noi. Decideremo dopo l'allenamento. Detto dell'aspetto tecnico, si giocherà sicuramente in un clima di festa, perché le tifoserie tra il Venezia e Modena sono gemellate. Sì, penso che questa è la cosa più bella dello sport, vedere uno stadio pieno, vedere due tifoserie gemellate, però alla fine c'è sempre il lato sportivo, che è il risultato, la battaglia in campo, quindi noi dopo, quando inizia il fischio di inizio, bisogna pensare a quelli che sono i 3 punti. Indubbiamente, e per questo pensi che riproporrai il 3-5-2 schema che si è visto ultimamente? Ma penso che, come ho già detto in precedenza, dopo il mercato, penso che questa squadra qua è predisposta ad andare su questa strada. Dopodiché, sai, ogni partita ha la sua storia, si può cambiare qualcosa. Ho sempre detto che il sistema di gioco è solo un numero, dipende sempre molto dall'interpretazione degli elementi che tu hai in campo. Quindi non mi interessa 3-5-2, 4-4-2, ma l'interpretazione dei miei giocatori contro una squadra che è difficile da affrontare. È un momento un po' particolare per il Venezia, nel senso che si susseguono varie voci per quanto riguarda Ban e relativamente al mercato. Ecco, come si fa a restare tranquilli, sereni, non dando retta a queste voci, vero o presunte che siano? Sono voci che non ci devono proprio interessare. Noi abbiamo un sogno, e questo sogno, l'ho detto più di una volta, non può essere fermato da qualsiasi notizia, che non possiamo noi far niente per poterla fermare. Quindi il nostro compito è essere sostenuti dai nostri tifosi, e noi dare delle gioie ai nostri tifosi. Questa è la cosa più importante, quello che voglio fino alla fine dell'anno. Dopo, queste cose qua non ci devono riguardare, non sono problemi nostri, sono problemi societari che ci penseranno loro a risolvere. Ultima cosa, ma non ultima, avevi fatto tempo fa il paragone con la regata storica, un paragone che ti è piaciuto molto perché l'hai fatta vedere appunto ai ragazzi, l'hai vista tu stesso, ti è molto piaciuta, perché in particolare? Molto, perché rappresenta prima di tutto un pezzo storico della nostra città, e noi rappresentiamo questa città, ma soprattutto la motivazione, la bellezza giustamente della strategia che ha questa regata. Quindi, come ho detto e come mi hanno detto, ogni volta mi emoziono pensandolo, perché è vero, siamo dentro il Calan Grande, adesso siamo lì e dobbiamo trovare sempre il modo giusto, con la testa, di superare quello che hai davanti. Oggi, col risultato di ieri dell'Ascoli, abbiamo questa opportunità e dobbiamo usare la testa e sfruttare al meglio questa opportunità per provare a superare qualcuno davanti.